giornata di orrore a Vicenza. Cittadino bosniaco uccide a colpi di pistola in strada l'ex compagna, 42enne, poi scappa, uccide anche l'attuale compagna e si toglie la vita. L'auto del killer in fuga trovata nel pomeriggio in tangenziale. Vicenza sotto shock, sdegno e condanna delle istituzioni, vicini atterriti. La 42enne uccisa stamane subiva da tempo le violenze dell'ex compagno. La rabbia del cognato. Marito e moglie di 69 e 64 anni trovati senza vita nella loro camera da letto a Galliera Veneta, erano morti da una decina di giorni. La donna ha perso la vita per prima, non è escluso che l'uomo si sia tolto la vita. Tragedia a Oderzo, bimba di appena 4 mesi arriva al pronto soccorso già deceduta, a portarla disperati i genitori. Si tratterebbe di morte in culla. È un 16enne trevigiano responsabile del gesto che venerdì ha causato la pericolosa fuga di gas in centro a Treviso. Volevo far colpo sulle ragazze, ha detto. Sono 3 le persone contagiate dal vaiolo delle scimmie ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Si tratta di contatti stretti del medico primo paziente. Ultimo giorno di scuola, la festa degli alunni in tutto il Veneto, anche dopo 2 anni di restrizioni per la pandemia, e adesso per i maturandi l'impegno degli esami. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la giornata di orrore che si è vissuta oggi a Vicenza, dove una donna di 42 anni è stata assassinata, uccisa a colpi di pistola in strada dall'ex compagno, l'ex marito appunto. Poi l'uomo dopo l'omicidio è scappato e c'è stata una caccia all'uomo che si è protratta per tutta la giornata fino al pomeriggio di oggi, quando l'auto con dentro il killer è stata rinvenuta lungo la tangenziale di Vicenza, e all'orrore si è aggiunto un ulteriore orrore, perché accanto a sé c'era anche il corpo senza vita dell'attuale compagna. Una vicenda dunque davvero terribile che appunto si è conclusa nel tardo pomeriggio. Sentiamo. La folle fuga subito dopo aver fredato Lidia Milikovic, di origine serba, a colpi di pistola. Lei, che aveva accompagnato i figli a scuola, abitava a Schio, aveva ripreso l'auto per andare in via Vigolo, impiegata in lavori domestici in alcuni appartamenti della zona a sud della città di Vicenza. È lì che l'uomo avrebbe scaricato su di lei una serie di colpi di pistola, lasciandola riversa a terra vicino all'auto, dove è stata trovata senza vita. L'uomo, giudicato da subito pericoloso e forse armato di esplosivi, ha innescato una vera e propria caccia all'uomo. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento all'ex compagna. È il titolare della ditta, che si occupa di servizi e catering, per cui lavorava la donna, e fratello dell'attuale compagno della vittima, a riferire delle violenze subite anche in passato. Denunce su denunce con tribunali da anni. Qualche anno fa gli aveva fracassato il cranio, è stato in malattia mesi, e nessuno riteneva opportuno che fosse grave la situazione. Dopo, per qualche tempo, non abbiamo più sentito niente, ma le solite cose. Addirittura l'ha denunciata perché veniva a lavorare e abbandonava i figli, secondo lui. C'è una tragedia un po' annunciata in virtù dei precedenti? Tutte le tragedie di questo genere, cioè gente pazza, gente che va in giro tutto il giorno senza far niente, mantenuta da redditi, robe, e questi si permettono gli avvocati gratis perché poveretto non lavora. Un uomo di, come mi hanno detto, alto 2 metri, non lavora, non fa niente, ha tutto il tempo di causare problemi, no? Sgomento nelle parole del presidente della provincia che detiene un triste primato di sangue. Negli ultimi 16 mesi si sono consumati 9 omicidi. È necessario che il legislatore riveda le norme, che debbano essere anche più stringenti, più efficaci, e rendere più sicure le persone che sono destinatarie di questi maltrattamenti. Una giornata dunque incredibile di orrore, quella vissuta oggi a Vicenza. Ripercorriamo tutte le fasi di questa tragedia. Il killer è morto, accanto a lui il corpo senza vita di una donna.
È l'epilogo di una giornata velenosa, macchiata di sangue, di violenza, di rabbia, di disperazione. Finisce sulla tangenziale sud di Vicenza la fuga dell'assassino di Lidia Milikovic, uccisa a colpi di pistola sull'asfalto di Via Vigolo, dove Vicenza sfuma nella campagna ai piedi di Monteberico. Chi vive nel quartiere Gogna racconta che mentre il killer si allontanava avrebbe fatto esplodere 2 ordigni sulla cui natura sono in corso degli accertamenti. Poi era sparito, si era scatenata la caccia all'uomo, un uomo alto 2 metri, dal fisico possente, un uomo pericoloso e armato, probabilmente anche con degli esplosivi. Al setaccio delle forze dell'ordine la città e non solo, posti di controllo in tutto il Vicentino, sulla tratta ferroviaria e in autostrada A4, con l'impiego anche dei reparti speciali e dell'elicottero che ha sorvolato dall'alto le zone delle ricerche. Poi, nel pomeriggio, l'epilogo tragico di una giornata drammatica, col ritrovamento di un'auto in una piazzola lungo la tangenziale sud di Vicenza. La vettura viene circondata dalle forze dell'ordine, ma le 2 persone a bordo non si muovono. Lui è il killer, si è tolto la vita. Accanto c'è il corpo di una donna morta, sarebbe l'attuale compagna dell'assassino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo l'avrebbe ammazzata e poi si è tolto la vita. La vettura viene sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della questura che rompono i finestrini per ispezionare il contenuto dell'abitacolo e verificare se c'è dell'esplosivo innescato. Viene utilizzato anche un robot telecomandato, le forze dell'ordine sono in stato di allerta, la tangenziale viene chiusa, poi anche l'autostrada in direzione Verona. Il traffico impazzisce, qualcuno si chiede cosa sia accaduto. Davanti alle gallerie che trafiggono i Colli Iberici il killer l'ha fatta finita. Oggi sono morte 3 persone. C'è chi ha ucciso, chi ha deciso di uccidersi. Tutto con lucida, spietata, devastante, inspiegabile follia. Marito e moglie trovati senza vita, orrore oggi anche a Galliera Veneta. I 2 coniugi erano morti da una decina di giorni. Dramma della solitudine a Galliera Veneta. In questo appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Giustino Testa, 69 anni, e Luisa Ciaburri, 64 anni. I 2 coniugi erano distesi sul loro letto, morti da almeno una decina di giorni. Non si conoscono ancora le cause dei decessi, che saranno definiti solo dall'esame autoptico sulle salme, che chiarirà tempi e modalità. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Giovedì scorso, un forte odore, ma tanto forte proprio. Una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta, sai. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina. E li hanno trovati morti tutti e 2. Non si vanno mai perché lei era inferma. Scosso il sindaco di Galliera Veneta, Italo Perfetti, che ci racconta come il comune si fosse mosso per aiutare i 2 coniugi che vivevano da 1 anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. È stata una richiesta di un aiuto prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia, che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Lei dice è un periodo difficilissimo soprattutto per persone come questi 2 anziani coniugi. Sì, è un periodo molto difficile per tutti. Avevano figli, si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera, ci saranno da riflettere molte cose su questo anche disgrazia che è successa qui in comune di Galliera. E dramma anche per una famiglia di Oderzo, una bimba di appena 4 mesi è morta improvvisamente, vani i tentativi dei sanitari di salvarla. L'ipotesi più probabile è che si tratti della cosiddetta morte in culla. A portarla all'ospedale, già priva di segnali di vita, sono stati disperati i genitori, mamma e papà, giunti questa mattina all'ospedale di Oderzo con la loro bimba di 4 mesi tra le braccia. I medici, anestesista, rianimatore e pediatra hanno tentato di tutto per cercare di salvare la vita della piccina. La bimba, nata in quello stesso ospedale lo scorso 10 febbraio, è stata a lungo sottoposta alle manovre rianimatorie, purtroppo senza esito. Il cuore della neonata non ha più ripreso a battere. Cosa abbia causato la morte
morte della bambina verrà stabilito da ulteriori accertamenti diagnostici. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile da parte dell'azienda sanitaria è che si tratti della cosiddetta morte in culla, il decesso improvviso ed imprevedibile che rappresenta una delle principali cause di morte dei bambini nel primo anno di vita. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente ad Oderzo. L'amministrazione comunale, così come l'ULSS 2, si stringono alla famiglia in questo momento di enorme dolore. Impressionante incidente questa mattina poco dopo le 11 lungo la statale Transpolesana nel territorio comunale di Badia Polesine. Un autoarticolato carico di bobine di ferro per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata e perdendo il carico. Ferito gravemente il conducente che è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Rovigo. Pesanti le ripercussioni sul traffico vista la complessità delle operazioni di recupero del mezzo e del carico. La circolazione in direzione est è stata deviata, sul posto i vigili del fuoco e i sanitari di Rovigo. E altri 2 incidenti lungo l'autostrada A4 a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, coinvolti anche in questo caso mezzi pesanti. Vediamo. Un altro incidente questa mattina poco dopo le 6:30 sull'autostrada A4 nel tratto maledetto tra il nodo di Porto Gruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza poco prima dell'uscita. Un tir è piombato contro una bisarca carica di auto che stava trasportando. Il camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida a causa dell'impatto violento. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale ausiliario di Autovie Venete. Il traffico si è bloccato in direzione Venezia. Ma questo non è stato l'unico incidente. Poco dopo, alle 7:20, sempre sullo stesso tratto, 3 tir, 2 mezzi pesanti e un'altra bisarca sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. A quel punto il traffico è stato dirottato sulla A28 per chi era diretto a Venezia. A Treviso ora con la fuga di gas della scorsa settimana in via Toniolo è stato individuato il responsabile. Si tratta di un 16enne trevigiano, volevo fare colpo su delle ragazze, è stata la sua giustificazione alla polizia locale, ora rischia fino a 3 anni di reclusione. Eccolo il responsabile del grave danno messo a segno in via Toniolo a Treviso. Venerdì scorso 70 ore di indagini per identificare il giovane che ha rotto il tubo del gas mettendo a rischio cittadini e commercianti della zona. Si tratta di un 16enne trevigiano. È stata una indagine lampo, tant'è che nel giro di neppure 70 ore il nucleo di polizia giudiziaria è riuscito a dare un nome e un cognome a questo 16enne di Treviso. Ci siamo riusciti attraverso delle pochissime immagini che avevamo col sistema di videosorveglianza e da un servizio molto importante fatto in Borghese lunedì mattina in tutta la città. Una decina di agenti in Borghese si sono mescolati tra i giovani per raccogliere delle informazioni. Il 16enne è stato portato in caserma, prima ha negato l'evidenza, poi, vista la gravità della situazione, ha ammesso le sue responsabilità. E ha giustificato questo episodio come un gioco da incosciente perché poteva trasformarsi effettivamente in tragedia. Sarebbe bastato una scintilla per trasformare questo gesto in una tragedia. Un centinaio di persone sono state fatte evacuare e alcune attività commerciali sono state sospese per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Volevo fare colpo sulle ragazze, avrebbe detto il giovanissimo, convocati in caserma anche i genitori del minorenne. La famiglia e i genitori sono scesi dalle nuvole, non sapevano nulla del fatto compiuto dal proprio figlio. Questo dimostra che tra l'altro era anche assente a scuola in quel giorno, che il controllo della famiglia è stato praticamente assente. Il 16enne dovrà rispondere di una serie di reati, fra cui interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, reati che arrivano fino ai 3 anni di reclusione. Non c'è alcuna giustificazione per un fatto del genere che provocherà a questo giovane una denuncia penale al Tribunale dei minorenni di Venezia con pene che vanno anche fino ai 3 anni di reclusione. L'ennesimo fatto grave che coinvolge un minorenne. È fondamentale aprire un tavolo di confronto dove dobbiamo sederci tutti, spiega il sindaco di Treviso Mario Conte, dalle istituzioni alle scuole, alle famiglie e ai ragazzi stessi, perché così non si può andare avanti. Ed ora il vaiolo delle scimmie, salgono a 3 i casi di pazienti colpiti dal virus a Padova. Si tratta di contatti stretti del primo contagiato, il giovane medico padovano. Tutti e 3 sono ricoverati nel reparto delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera.
Salgono tra i casi di pazienti colpiti dal vaiolo delle scimmie. Si tratta del giovane medico, primo paziente ricoverato a Padova, e di 2 contatti stretti di quest'ultimo. Tutti sono seguiti dai medici del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale università. Nessuno presenta condizioni particolarmente critiche, presto potrebbero essere dimessi. Una malattia che si manifesta con febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee e che viene certificata dall'esito di un tampone. La scoperta dei nuovi casi grazie al tracciamento dei contatti stretti del medico, andato a ritroso di 10 giorni rispetto alla scoperta della malattia. Gli ultimi contatti infatti erano stati a fine maggio, il tempo di incubazione del virus è di circa 13 giorni. Il contagio avviene fondamentalmente per contatti molto stretti, quindi sono molto più a rischio i contatti intimi per esempio, e però può anche, secondo la letteratura, può essere trasferito anche attraverso i droplet di grandi dimensioni, quindi per quei contatti attraverso la saliva oppure per ravvicinamenti molto stretti faccia a faccia, come cose che abbiamo già conosciuto nell'ambito di quello che è stata la recente pandemia. Sembra che il contagio del medico padovano possa essere avvenuto dopo aver passato del tempo con una persona arrivata dalla Spagna, paese che insieme alla Gran Bretagna è tra quelli dove si registrano il maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 continua l'attività di tracciamento. La situazione, dicono i vertici dell'azienda sociosanitaria, è pienamente sotto controllo, ma rimane sempre valido l'invito a rispettare le norme igieniche e le precauzioni comportamentali interpersonali. Prudenza dunque, ma non psicosi, come dice anche il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalla Ben, che sta seguendo la situazione dei 3 casi padovani. Non c'è nessun allarmismo, non ci deve essere nessuna preoccupazione, è una cosa per noi tutto sommato abbastanza normale, nel senso che siamo abituati a trattare patologie infettive anche ben più gravi, e quindi questa viene annoverata tra quelle patologie che trattiamo appunto normalmente. Siamo più preoccupati a volte di trattare tubercolosi piuttosto che questo tipo di patologia. Ed ora siamo alla pagina dedicata al referendum, perché domenica 12 giugno si vota anche appunto per il referendum sulla giustizia. 5 i quesiti referendari, dalla separazione delle carriere alla riforma del CSM, passando per l'abrogazione della legge Severino. Sentiamo oggi la voce dei comitati del no. Votare no o astenersi non vuol dire pensare che la giustizia va bene così, perché la giustizia non va bene così. Però non si può sottovalutare il fatto che il garantismo, quindi le garanzie, il giusto processo, la durata ragionevole del processo, deve riguardare tutti, non può riguardare solo politici e amministratori. Ecco le ragioni di chi sostiene il no o l'astensione al voto del referendum sulla giustizia. Rifondazione Comunista spiega quali sono i punti, secondo loro, critici dei 5 quesiti. Tra questi la separazione delle carriere dei magistrati è una delle questioni più contestate. La separazione delle carriere non va bene perché correttamente e coerentemente, come dice Carlo Nordio, significa fare del PM una funzione totalmente separata al giudice, mentre semmai bisognerebbe unire le culture giuridiche, riavvicinare magistrati requirenti, magistrati giudicanti e anche avvocati nel penale. Quindi quello che conta è avere una cultura comune di giurisdizione. No a tutti e 5 i quesiti, spiega Schiavona, responsabile giustizia di Rifondazione Comunista. No, soprattutto all'abrogazione del decreto Severino. Nella testa dei referendari si cancella l'intero testo unico, non si cancella solo la sospensione nei confronti di sentenze in primo grado, si cancella tutta la disciplina sull'incandidabilità e la decadenza. Se passasse questo referendum, da domani mattina anche persone con condanne gravi passate in giudicato per delitti non colposi continuerebbero a svolgere la loro attività. Viceversa si può discutere su singole parti della Severino che non vanno bene. Altro discorso è cancellare niente poco di meno che 22 articoli.
Da oggi le Olimpiadi invernali entrano nel vivo, abbiamo creato una bella squadra, la mia idea sta prendendo forma ed è ora il momento di far conoscere a tutto il mondo il nostro progetto. Faccio appello al ministro Di Maio che sono sicuro raccoglierà, visto il suo network in tutte le ambasciate, in tutti gli eventi internazionali, ci deve essere il brand dei giochi. Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto al convegno Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali, organizzato oggi a Roma. Se riusciamo a farlo, e non ho dubbi che ce la faremo, continua Zaia, quei 3 miliardi di persone che guarderanno Milano Cortina 2026 saranno ancora più attenti alle nostre comunità, ha osservato, perché noi stiamo investendo non solo per le Olimpiadi ma per quello che ci lasceranno in eredità. Per le Olimpiadi si stima un impatto economico di circa 4,3 miliardi di euro e 36.000 posti di lavoro per Lombardia e Veneto. Il valore aggiunto è stato calcolato in circa 2 miliardi. Ed ora l'ultimo giorno di scuola, dopo 2 anni di restrizioni, gli studenti sono tornati a festeggiare. Musica, abbracci e tanta emozione. È suonata l'ultima campanella di quest'anno scolastico e nei licei della città concerti a cielo aperto in vista dei festeggiamenti organizzati nella serata. Ed è così che dopo 2 anni di stop e restrizioni gli studenti tornano a festeggiare, anche se un po' sopra le righe, forse complice anche la tanta voglia di normalità. Ultimo giorno di scuola, com'è andata? Molto bene, abbiamo fatto dei cori fantastici, ci siamo uniti tutti, è stato veramente bello, soprattutto perché non lo facevamo da troppo tempo. È andata molto bene, è stata molto piacevole come cosa, infatti soprattutto festeggiare con gli amici, così. Siamo anche contenti. Finalmente. Come avete festeggiato? Beh, adesso andiamo a prenderci un aperitivo e io adesso mi sono fatto un giro in moto tra gli studenti. Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo festeggiato alla grande finalmente come eravamo abituati a fare gli anni scorsi e non c'era stato possibile, invece quest'anno è andato tutto bene. E in questo giorno di festa non potevano mancare le notte di Venditti, un vero e proprio inno a tutti i maturanti. Sei pronto invece per questi esami di maturità, tornati alla normalità? No, assolutamente no. C'è ancora molto lavoro da fare e sono abbastanza indietro. No? Più o meno siamo preparati, abbiamo fatto simulazioni più volte, diciamo che l'unica cosa che spaventa è l'orale, che rimane abbastanza importante a livello di argomenti. Sei pronto per questa maturità? Sì, posso dire di sì, però allo stesso tempo penso che c'è tanto lavoro da fare, non è ancora finita e un po' preoccupa. Si punta al 60, 65, facciamo un 70 dai goliardico e poi si vedrà. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo sulla nostra regione, il meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani nella giornata di giovedì 9 giugno, tempo ancora instabile e nuovo temporaneo calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto spiccata variabilità con nubi anche estese, specie fino al mattino e con fenomeni sparsi, rovesci e temporali. Con il passare delle ore piogge in graduale cessazione, ampie schiarite soprattutto verso sera. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui evoluzione incerta. Avremo rovesci sparsi, in genere moderati, solo localmente abbondanti. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 15-17 gradi, massime sui 18-21 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui piogge in mattinata, nel pomeriggio migliora con più sole. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.